L'autopsia, iniziata questa mattina all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia alle 8:30, ha confermato le ipotesi formulate subito dopo il tragico incidente di sabato pomeriggio avvenuto alla Marina di Sant'Elena. Anna Chiti, la 17enne studentessa di Malcontenta, scivolata sabato dal catamarano su cui era a bordo, è morta per annegamento. Del resto, le immagini girate dalle telecamere a circuito chiuso della Marina di Sant'Elena, che solo gli inquirenti hanno potuto al momento visionare e sono sotto sequestro dalla procura, già avevano dato un quadro abbastanza evidente della drammatica dinamica dell'incidente. Il medico legale dottoressa Cristina Mazzarollo, consulente della procura, ha concluso gli accertamenti in poche ore nel primo pomeriggio, cui hanno preso parte anche i vari consulenti di parte. Indagato per omicidio colposo lo skipper Andrea Gavanin, responsabile della società. I funerali della ragazza, studentessa del Nautico di Venezia e amante profondamente del mare, saranno celebrati martedì a Malcontenta, suo paese natale. A breve verranno definiti anche orario e luogo. Pare confermato anche che Anna, in un primo momento, fosse anche riuscita in qualche modo a risalire, almeno parzialmente, ma poi la cima sarebbe rimasta incastrata nell'elica, che l'ha nuovamente risucchiata a fondo. Le indagini dovranno ora stabilire tra i vari elementi anche come mai l'elica fosse in movimento, nonostante una persona finita in acqua. I genitori di Anna Chiti sono assistiti dagli avvocati Matteo Andriollo e Nicola Baron. Parla l'avvocato della madre di Anna Chiti. C'è stata disposta l'autopsia su Anna, purtroppo si è avuta conferma di quello che già si intuiva, che si sapeva. Anna è morta per annegamento. È una tragedia per tutta la famiglia. Io assisto la mamma di Anna che non si dà pace. Quel che si vuole raggiungere è l'accertamento dei fatti per come si sono svolti. E quel che si vuole ottenere è giustizia e che chi ha sbagliato si assuma le sue responsabilità. Non si può morire così a 17 anni.